Sono state immesse nel mercato in Veneto da inizio anno circa 150 tonnellate del famigerato granchio blu. Per questo motivo si deve spingere il consumo alimentare di questo crostaceo in modo che la sua pesca possa diventare remunerativa. Questo è il concetto espresso dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, facendo una somma delle quantità di granchio blu giunte nei mercati di Caorle, Venezia, Chioggia, Donada, Pila e Scardovari. Venete sono le principali aziende di trasformazione della polpa in prodotti semilavorati o finiti destinati al commercio, anche rivolto al mercato estero. Per favorire questa tendenza si deve ora incentivare il consumo delle pietanze e dei prodotti a base di granchio blu, attività promozionale che sta cominciando a diffondersi. Continua Zaia affermando: la diffusione del crostaceo va contrastata su larga scala e certamente farlo finire in pentola non è risolutivo, ma può essere un sostegno per chi vede le proprie fatiche e i propri investimenti resi invani da questo invasore. Conclude il governatore: il Veneto si sta muovendo a più livelli, chiedendo anche al governo la dichiarazione dello stato di emergenza e dello stato di calamità, ricordando lo stanziamento di 2.900.000 euro da parte del Ministero, una misura per contenere le attuali difficoltà, ma si deve arrivare al più presto a un rimedio a questa calamità che sta sterminando con sistematicità cozze e vongole, danneggiando irreversibilmente interi raccolti nelle valli e infierendo danni all'economia di un settore ittico stremato. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.